In ambito turistico, Assessore, nel DEF 21-23 si ripropongono strumenti e finalità del DEF 2022. Stesse azioni sulla promozione, stesse azioni sulla organizzazione turistica, stesse azioni sulle fiere e le proloco, che hanno funzionato benissimo in questi anni. I dati sulle presenze e gli arrivi turistici della nostra regione hanno fatto del Veneto la prima in Italia. Però, Assessore, è cambiato il mondo in generale con questa pandemia e in particolare è cambiato il mondo turistico. È un settore che paga un prezzo altissimo, legato sia alle chiusure ma anche al limite della mobilità delle persone. È il settore per il quale la ripresa appare più lontana, ed è vero che il settore turistico è per definizione il settore resiliente, proprio perché è un settore flessibile, perché se c'è un problema a orientare i flussi in una destinazione li spostiamo facilmente in un'altra. È avvenuto in passato, pensate alla fase degli attacchi terroristici, dove i flussi si sono spostati, hanno smesso di frequentare mete che erano considerate a rischio e si sono orientate da un'altra parte, una flessibilità che solo questo settore ha. Il problema è che mai il settore turistico si è trovato ad affrontare uno shock che avviene contemporaneamente ovunque, e quindi la capacità di resistere elasticamente si riduce. E poi il settore turistico rispetto ad altri è profondamente vulnerabile, malgrado i ritmi di crescita, perché dipende esclusivamente dall'andamento della domanda. E quindi la vulnerabilità, la variabilità delle dinamiche che devono essere governate è incredibile, e mai era accaduto, diciamo, da quando si è sviluppato il turismo moderno, che questa vulnerabilità venisse attaccata a livello globale ovunque. E allora siamo di fronte ad un cambiamento generale che non riusciremo a affrontare con gli strumenti convenzionali. Faccio due esempi. Promozione turistica, oltre 2 milioni di euro, se non ricordo male. Finora abbiamo utilizzato i mezzi tradizionali, lasciamo stare, anche i social ormai sono un mezzo tradizionale, no? Quindi, ma cosa sappiamo di cosa sarà il turismo tra 6 mesi? Quali saranno i messaggi attorno ai quali costruire un'attrattività di una destinazione? E soprattutto per una regione come la nostra, che presenta sostanzialmente nei punti di forza un'offerta turistica, non dico vecchia, ma matura. E se è vero che il Covid ha cambiato tutto, anche il modo con cui le persone percepiscono l'idea di destinazione turistica, di vacanza, come pensiamo di far tornare il Veneto competitivo quando proponiamo modelli turistici ancora orientati al turismo di massa, che prevede un'offerta standardizzata, perché la nostra forza sono le spiagge? Allora è evidente che qua non abbiamo di fronte la sfida soltanto di aumentare o diminuire le risorse della promozione turistica. Io nella missione turismo avrei voluto capire qual è l'idea di turismo veneto del futuro in questo contesto globale, così come le fiere, che sono sempre state un veicolo fondamentale per sfondare, soprattutto in alcuni mercati esteri. Ma cosa possiamo immaginare che saranno le fiere nell'era turistica post pandemia? E guardi, Assessore, lo citava anche qui il consigliere Montanariello prima, banalmente chiederci quale sarà il futuro turistico di Venezia è una sfida epocale che dovremmo affrontare. E non solo perché non vedremo per molto le file per imbarcarsi sui vaporetti, ma perché da anni sappiamo che quelle file sono insostenibili dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale,
E allora perché non approfittare di questo grande cambiamento per immaginare un futuro diverso anche per Venezia, come per tutte le grandi metropoli europee? O la stessa innovazione, non c'è una parola rispetto alle innovazioni tecnologiche sulla missione del turismo. E non si tratta, Assessore, semplicemente, anche qua, di fare un bando che premia le aziende che hanno un progetto singolo innovativo. Qua si tratta che siamo una regione che fa ancora la propria programmazione turistica sulla base dei dati degli arrivi e delle presenze. Basta! Non abbiamo altri dati a disposizione che arrivano in ritardo anche, che arrivano in ritardo di mesi. Non utilizziamo le innovazioni tecnologiche per capire quali sono gli orientamenti della domanda. E questo sa perché, Assessore, e chiudo sul turismo. Mi dispiace che il consigliere Finco non sia interessato, ma... E sa perché, a mio giudizio, Assessore Caner, giudico profondamente sbagliata l'impostazione turistica di questa regione? Un'opinione, naturalmente. Perché è un'impostazione tutta orientata sull'offerta. Cioè io ho la mia offerta che ho organizzato, che attraverso un processo tutto imposto dall'alto, perché le destinazioni turistiche non sono nate dai territori, le avete decise a tavolino, e quelle che non venivano su spontaneamente le abbiamo anche un po' spinte, e abbiamo messo le nostre offerte che già esistevano a disposizione del mercato, magari anche nei modi migliori. Io invece oggi penso che il futuro sia costruire le politiche turistiche orientandole dal lato della domanda, e cioè utilizzando gli strumenti che ci sono per capire cosa i turisti si aspettano. È un esempio, naturalmente, quello del turismo, che mi sta particolarmente a cuore e sul quale io credo ci potrebbero essere ampi margini per lavorare.